Cari amici, bentornati su Medicina Confronto, la nuova serie. Quest'oggi parliamo di un argomento importante perché questa è una televisione di servizio e oggi diamo un bel servizio alla popolazione dell'Alta Padovana. Nel Camposampierese e nel Cittadellese ci sono un po' due anime che politicamente dal punto di vista sanitario sono state tanti anni fa unite, diciamo negli anni 90, sono state messe insieme a formare una grande azienda unitaria di unità sanitaria locale che ha visto le due anime, i due ospedali messi insieme a cooperare per dare salute e dare dei servizi. Questa sera parleremo di questa azienda sanitaria locale, quella di Camposampiero, perché come vedete dal titolo riqualificazione o chiusura. Abbiamo ospiti, soprattutto persone eminentemente esperte di queste cose, il Presidente della Quinta Commissione Sanità è il Dottor Leonardo Padrin, che è qui presente, abbiamo il Dottor Francesco Benazzi, il Direttore Generale di questa ULSS, che è lì alla destra del Dottor Padrin, che questa sera è assente all'improvviso, ha accampato un impegno dell'ultima ora. Il Dottor Claudio Sinigaglia, ecco Benazzi vedete che è qui con noi solamente moralmente, il Dottor Claudio Sinigaglia, vicepresidente della Commissione Sanità, ovviamente consigliere regionale, ma è vicepresidente della Commissione Sanità che rappresenta con Padrin le due anime, maggioranza e opposizione, e poi un vecchio leone della medicina e anche del sindacalismo medico, della rappresentatività dei medici ospedalieri, il Dottor Attilio Pantaleoni, primario cardiologo a Camposampiero per molti anni e anche consigliere nazionale della ANAO, del grande sindacato dei medici ospedalieri, e qui vi investe di esperto delle cose sanitarie di Camposampiero, dove è stato anche direttore sanitario per un certo periodo, un periodo anche importante, proprio il periodo della fusione e anche il periodo dell'inizio di alcuni problemi. Siamo qui, ringrazio gli ospiti innanzitutto, non ringrazio il Dottor Benazzi che non è venuto, sarà il nostro assente, ma a lui vanno ovviamente rivolte molte domande perché sarebbero state di sua competenza e mi dispiace, voi sapete che c'è una legge in Italia che dice che quelli che hanno torto sono gli assenti hanno sempre e comunque torto, qualunque cosa sia successo mi dispiace, però è assente. Dottor Padrin, sei al massimo della competenza sanitaria, è l'ennesima tornata in cui sei Presidente della Commissione Sanità, conosci molto bene i problemi e conosci bene anche i tuoi polli, se devo dire, polli intendo, i tuoi ospedali, la gente che li amministra e gli staff che sono stati messi a sovraintenderli. Tu sai che io ho sempre detto, ma tutti bravi, nessuno ha avuto mai il 6 meno meno, il premio di fine anno l'abbiamo sempre dato a tutti, mi rivolgevo allora a Galan, che poi a quattro occhi mi ha sempre detto hai ragione, però sai le motivazioni politiche, sono stati sempre tutti promossi, tutti confermati, tutti col premio di fine d'anno. Io ho l'impressione che serva una sterzata, bisogna che la politica riprenda la direzione della programmazione e anche della gestione. Chi viene messo a gestire l'ospedale poi non può fare quello che vuole secondo chi tira la giacca e perché magari ha l'amico dell'amico dell'amico che è molto potente. Io adesso chiedo, l'ospedale di Camposampiero sta venendo ridimensionato in una maniera evidentemente importante. Su Facebook, fateglielo vedere, c'è addirittura un gruppo che dice salviamo l'ospedale di Camposampiero, la regia adesso lo farà vedere. C'è molta tensione, c'è stato addirittura un incontro con la popolazione a cui quella sera Padrin non poteva perché aveva contemporaneamente un impegno televisivo, lì sì giustificato, ma c'era Sinigaglia. Quindi i problemi esistono. Allora, cosa succede dell'ospedale di Camposampiero? Lo vogliamo riqualificare, che era un ospedale di un certo livello, o lo vogliamo chiudere? Diciamolo chiaro alla popolazione. Allora, premesso che chi mi intervista è stato brillante primario di anestesia e rianimazione di Camposampiero. Nell'epoca bella? Sì, già questo, insomma. Secondo, l'uso numero 15 è l'uso Camposampiero Cittadella o Cittadella Camposampiero, a seconda di come la si gradisce, o Alta Padovana. Dico questo perché non esiste una questione Camposampiero, esiste una questione sanitaria dell'Alta Padovana che ha tre elementi di valutazione. Primo, ci sono una serie di comuni che fanno circa 35.000 abitanti, 40.000 abitanti, che di fatto gravitano su Padova, perché Vigonza, Vigo d'Arzare e Villafranca
acquistano sanità a Padova perché? Perché sono padovani di complemento, perché hanno i trasporti urbani di Padova, perché hanno studiato a Padova, perché hanno i parenti a Padova e perché a Padova ci possono andare con più facilità rispetto a Campo San Piero e Cittadella. Questo è il primo elemento di valutazione su quella URSS. Ci sono 2 ospedali che credo siano tra i più belli che abbiamo nel Veneto, perché sono stati fatti molti investimenti, oltre 100 milioni di euro negli ultimi 10 anni, equamente divisi fra Cittadella e Campo San Piero, e non so se questo sia una cosa bella, perché se sono stati divisi a metà come i posti letto significa che la logica non era aziendale ma era spartitoria fra le 2 comunità. Terzo elemento, io ritengo che Campo San Piero non sia in pericolo. Ritengo che il fatto che sia stata chiusa neurologia, si può discutere se si doveva tenere quella di Campo San Piero o di Cittadella, ma non cambia, perché 2 neurologie su 180.000 abitanti sono una... 260.000. Eh? 260.000. Non esiste 260.000. Sono 2,40 e se noi togliamo Vigonza, togliamo Vigo d'Arzara e togliamo Villafranca, di fatto vanno sotto i 200.000. Il problema vero qual è? Non è immediato, ma se noi guardiamo senza egoismi partitici o personali il futuro, ci rendiamo conto che 2 ospedali per acuti da 400 posti letto l'uno, moderni per quello che devono essere, per le risposte che devono dare i cittadini, su 180-190.000 abitanti, insomma, fanno fatica a starci, ecco, sì. Questo è il senso. Per cui bisogna pensare al futuro. Castelfranco, Montebelluna. E pensare al futuro non significa doverne chiudere uno dei 2, significa costruire delle prospettive, perché la sanità del futuro è diversa da quella attuale, per fortuna. Ecco, intanto io mi fermo, ma sì, potrei continuare, certo, ma non queste vorrei... abbiamo messo le buone basi. Claudio Sinigaglia, vicepresidente della 5ª Commissione, Commissione di Sanità, che già conosce il problema. Beh, ci sono diverse sottolineature da rivedere rispetto a quello che è stato detto. Intanto bisogna capire perché Vigonza, Vigo d'Arzara, Villafranca vanno a Padova. Bisogna capire se per una facilità dal punto di vista della mobilità oppure perché non trovano più adeguati servizi verso Campo San Piero. Probabilmente c'è una sommatoria di tutte e 2 le cose, c'è sicuramente un problema di trasporto, ma c'è anche un problema di servizi, c'è anche un problema di assistenza che bisogna garantire in quella direzione. È chiaro che più indebolisci l'ospedale di Campo San Piero, tanto più Vigonza, Villafranca e Vigo d'Arzara sentono l'attrazione di Padova. Certo. E allora vogliamo provocare, c'è stata una raccolta di firme? Recentemente e continua, sia a Vigonza che a Vigo d'Arzara, ma continua perché non vedono segnali importanti da parte dell'ULSS e dell'Alta Padovana e allora si sentono chiaramente portati a dire ma allora è meglio andare con l'ULSS 16, ma è un impoverimento, sarebbe un impoverimento anche dell'ULSS 15 perché poi il trasferimento della quota capitaria sì, sarebbe sicuramente minore, certo, no? Quindi indeboliremo maggiormente. Premesso che lo sta facendo il Partito Democratico, premesso che il PDL è contrario, e io la penso come il Partito Democratico su questa questione qua. In realtà gli abitanti di questi 3 comuni rischiano di essere solo forza lavoro trattino pro capite per mantenere alte le quote di Cittadella e Campo San Piero, perché ci sono dei flussi che non riesci a fermare con un confine virtuale come quello delle URSS. Le persone vanno dove o hanno più fiducia o è più comodo. Dottor Padrini, c'è un esempio dove hanno più fiducia? Scusami un attimo. Volevo concludere prima il ragionamento perché ho fatto solo una parte. A Torino, l'ORL, da quando è andata solo a Cittadella, tant'è che avevo pregato il dottor Zurlo che dopo un anno di esperimento tornasse a lavorare anche a Campo San Piero, l'ho detto anche al dottor Benazzi più di un anno fa, mi ha detto che sarebbe tornata a lavorare a Campo San Piero, non è tornata.
ha perso 50.000, l'area di 50.000 abitanti. Perché? Quello che dice lei, mi scusi, ma non è vero, perché noi avendo una certa, spiego sui numeri, cioè voi state dei numeri, cioè Vigonza e Vigo d'Arzere, se vuole, mancano di una cosa, di assistenza nei trasporti, cosa che avevamo già detto di affrontare in una certa maniera. Altra cosa, bisogna andare a fare anche gli ambulatori specialistici a livello periferico. Io sono d'accordo che i medici ospedalieri debbano andare anche in periferia, però sta di fatto che la nostra capacità di attrazione era tale perché avevamo primariati ambienti di altissimo livello, gente che viene da Padova anche per altre specialità, cioè non è vero che sia la distanza che conta, perché la gente quando conosce l'ambiente sa anche che l'ambiente la garantisce. Non solo, ma anche il problema infermieristico, per esempio, non è da poco, cioè essere trattati in una certa maniera, in maniera personale e non impersonale, non essendo casi ma persone, cambia. Allora il Campo San Pierese... Perché devono essere casi a Padova e persone a Campo San Piero? No, perché il volume, l'ambiente più grande è, si ricordi che ho imparato andando negli Stati Uniti, che quando un ospedale va oltre i 600-700 letti perde la sua identità, perde la sua capacità di gestione. Padova è un esempio, sa? È un esempio clamorosamente direi evidente. Credo che se lei sente che dopo ci siano altre specialità, questo è un altro discorso, perché mancano. Ma personalmente credo che Campo San Piero, l'errore secondo me è stato fatto, a parte il fatto che io avevo già 10 anni fa detto ai Campo Sampieresi e anche agli amici di Cittadella, guardate che bisogna fare un ospedale unico a Villa del Conte, perché tra l'altro c'era la fortunata situazione che lì ci fosse la ferrovia che va ai 2 ospedali. Le dirò che con il dottor Zurlo eravamo andati negli anni 90, appena iniziata la fusione dei 2 ospedali nel 95, per andare a mettere l'amministrazione, tranne che io ho detto a Zurlo, Ugo caro, la centralità è la persona, non è l'amministrazione, quindi ho bisogno di portare tutto l'ospedale lì. Ma l'idea era già quella, ed è un'idea che secondo me deve essere recuperata da tutta la regione, perché non c'è politica di mezzo, qui c'è la sanità di mezzo, sanità di alta qualità, ma veramente alta qualità, con 15 ospedali è sufficiente più le 2 università. Se non si recupera questo non ne andremo fuori, perché avremo carenza sempre maggiore di personale medico, di personale infermieristico. Tra 10 anni dicono che mancheranno tantissimi medici e infermieri. Allora vorrà dire che ci saranno ospedali di serie A e di serie B senza volerlo, cioè i direttori generali saranno pressati politicamente da una parte piuttosto che dall'altra, come succede a Campo San Piero, perché non c'è nessun motivo che i 2 ospedali... Campo San Piero è partito nel 95 nella fusione. Aspettiamo un attimo, grazie a Patrick, volevo far finire a Sinigaglia perché Francesco, lui è un gran bel polemista, ma è storia questa. E poi nella scritta per i telespettatori c'è scritto primario di cardiologia, ecco, è stato uno primario storico di cardiologia, ma adesso non c'è neanche primario di cardiologia. No, adesso è un'altra cosa, è ancora vacante, è una cosa che mi brucia, è una cosa che chiederò a Patrick. Poi che volevo sottolineare è chi deve fare la programmazione del presidio ospedaliero dell'Alta Padovana. Sì. Perché è successo questo? Cito l'esempio in neurologia. Viene chiusa, viene soppressa l'apicalità di neurologia a Campo San Piero, ma non con una programmazione regionale, ma con un atto gestionale interno da parte del dottor Francesco Benazzi, che è qui presente. Che non possiamo chiedergli il perché, avrà avuto dei motivi ovviamente, ma cerchiamo di capirli. Che ci sono dei motivi di tipo risorse da una parte, poi chiaramente quando per risparmiare uno stipendio quando porti lo stroke unit a Cittadella, è chiaro che fai pendere la scelta di trasferire neurologia dall'altra parte, però poteva anche rimanere un'unità operativa semplice di neurologia a Campo San Piero. Ma sono scelte di fondo che non competono all'ULSS, al direttore generale, sono scelte di fondo queste della programmazione politica, della scheda ospedaliera compete alla regione. E allora ho capito perché oggi c'è una vacanza, c'è quella poltrona vuota. Lo stesso presidente della commissione quinta, siccome ho sollevato questo problema assieme anche ad altri consiglieri, ha scritto una lettera in cui diceva di attenersi alla gestione e non di andare a fare la programmazione, che compete anche alla il presidente, regione. Giusto? Certo, perché il direttore generale è un gestore di decisioni che sono assunte da altri organi, per cui voglio dire, non è che sia una diminuzione del ruolo del direttore generale, ma anzi il compito della gestione è il più delicato,
però deve attuare quello che chi ha titolo a decidere ha deciso. Qual è la giustificazione? Anticipiamo le richieste che dovrebbero essere scritte nel piano sociosanitario, le richieste che nel momento in cui si farà il riparto, siccome diminuiranno le risorse, allora anticipiamo alcuni tagli, alcune scelte di diminuzione per l'US 15, ma è improprio. Andiamo a vedere effettivamente cosa è necessario mantenere a Campo San Piero per definire ancora un ospedale per acuti, perché questo, cioè riqualifichiamolo, manteniamo ancora un ospedale per acuti. Per acuti la neurologia ci deve essere questo livello mondiale e nazionale. C'è un problema. Definiamo quelle sono le specialità che siamo essere fusi, perché avevamo terrore Scusa, della fusione? finisco. Possiamo per esempio dire cardiologia resta anche a Campo San Piero? Se no chiudono. Ortopedia resta a Campo San Piero. Cioè c'è una serie di specialità che in questo momento non si sa bene quale futuro avranno. Allora le certezze dobbiamo darle alla gente, e allora se la gente ha la certezza che l'assistenza e i servizi ci sono, magari farà anche una scelta diversa, anche la gente che è al confine con Padova, perché secondo me è fondamentale. Risolto il problema delle emergenze, perché ci hanno chiesto questo i cittadini di Villafranca, di Vigo d'Artere e di Vigonza. Risolviamo il problema delle emergenze. Hanno chiesto a Benazzi e a Rao e a Gestrò di mettersi d'accordo per gestire le emergenze, che è chiaro che a Padova insomma è un tiro di chioppo fai lì, no? Risolviamo questo e il resto invece deve essere garantito all'interno dell'US 15. Allora, se mi permettete, un po' da tecnico, un po' da giornalista, nel panorama visto da sopra, non per Campo San Piero, visto dall'alto, voi pensate la vocazione che è naturale di quell'ospedale, che è molto attrezzato, o lo era almeno, dell'ospedale di Campo San Piero per la grande emergenza. Era l'ospedale particolarmente attrezzato che poteva fare, aveva la possibilità dell'atterraggio dell'elicottero, previsto altro addirittura migliorativo poi sul nuovo pronto soccorso, aveva una rianimazione che era di vocazione traumatologica, emergenzista eccetera, dove abbiamo dimostrato, anche salvando la pelle ad alcuni dei direttori sanitari di allora, fare anche la grande chirurgia toracica, la vascolare eccetera, con una bella traumatologia. Si può dividere l'ortopedia in traumatologia e protesica, quindi si possono anche dividere le due cose, e per di più traumatologia resta a Campo San Piero, a protesica, esatto, si poteva anche pensare a questo. È così per le attività lavorative industriali che c'erano, conti che avevo fatto già ai miei tempi, c'era una serie di patologie da lavoro, dai traumi della mano, gli incidenti complessi eccetera, che potevano essere risolti, tant'è che c'era una sezione di chirurgia della mano, tanto per intenderci, che nell'Alta Padovana era utilissima. Tutte queste cose venivano ad assumere una valenza che poteva essere proprio nel panorama dell'emergenza provinciale, una valenza importante. Cittadella è attaccata a Bassano, non ha bisogno di duplicare 9 chilometri. Non ha bisogno di duplicare a pochissimi chilometri, di duplicare tantissimi servizi, quindi bisogna pensare anche che la gente... ma cosa manca a Campo San Piero adesso sta mancando per essere un ospedale per acuti? Le spiego, posso spiegare un attimo? Allora, quando ci siamo uniti nel 95, a Campo San Piero c'erano 3 primariati in più. A me non interessa quello che c'era nel 95. Oggi che cosa manca a Campo San Piero per essere uno ospedale? Allora, a Campo San Piero, intanto tutti i servizi sono stati tutti centrati. La parte emergenza è tutta a Cittadella, perché il laboratorio è centrato a Cittadella. Chiaro? L'emodinamica è centrata a Cittadella, l'ictus è centrato a Cittadella. E la chirurgia vascolare a Cittadella. Tutto ciò che è urgenza è lì. Per cui se chiude Campo San Piero, in sintesi, lo fate capire ai cittadini, Cittadella va avanti, perché ha tutto. Se Cittadella chiude anche Campo San Piero. Questo io dico non è giusto, perché, perché dico dove sono nati, io non ce l'ho contro Cittadella, che vengono su più come noi, ma non di più. Cioè dico, se avevo 3 reparti in più, tutte le emergenze più 3 reparti in più. Perfetto. Adesso mi trovo addirittura sotto, Attilio, e quindi perfetto. mi manca la possibilità di avere l'emergenza in mano. Abbiamo finito la prima parte di trasmissione. Questo... Ti ringrazio, no, serve perché tra pochi minuti dopo la pubblicità i nostri telespettatori rimarranno sul canale 12. Grazie, pubblicità. Ragazzi, siamo qui perché parlavamo in questo momento, quando mi avete cominciato a riprendere, stavo parlando con Pantaleoni dei costi e dei benefici della sanità. Allora, Pantaleoni stava dicendo giustamente... Dai, riprendi pure il discorso, Attilio. Tu parli dell'ospedale unico. No, stavi dicendo, giustamente dicendo, allora, nell'emergenza noi come ospedale avevamo tutto. Noi dovremmo avere per legge tutto ciò che è emergenza, non solo di primo livello, ma anche di secondo livello, cosa che noi abbiamo o avevamo. Allora io dico, perché non mettere i 2 ospedali nelle stesse condizioni? A meno che... quello che accennavo prima anche al dottor Padrin, prima che si iniziasse, a meno che non fosse andata avanti l'idea, che ho già accennato prima, di un ospedale unico al centro,
Perché è un problema che la Regione dovrà affrontare. Fai questa proposta i costi di 52 ospedali nel Veneto sono mostruosi e abbiamo ospedali in Serie A erano 10. 75, per fortuna si stanno riducendo. Ma comunque allora, è una cosa Pantaleoni fa una proposta. Allora, la proposta che avevo fatto ancora nel 2000 è di avere un ospedale unico centralizzato a Villa del Conte, perché per la fortunata situazione. Che caratteristiche deve avere questo ospedale? L'ospedale deve avere ciò che riguarda l'emergenza, quindi chiaramente tutti i servizi, sale operatorie, maternità chiaramente, e terapie intensive e semi-intensive. Faccio un esempio banale: un'emorragia gastrica molto spesso in un paio di giorni si chiude. Devo studiarla? Non la studio nell'ospedale che mi costa 100, la studio nell'ospedale che mi costa 10, lo trasferisco negli ospedali di riferimento, e questo sarebbe un vantaggio enorme per la popolazione e per come costi sanitari. Che dimensioni avrebbe dovuto avere nella tua ipotesi? L'ospedale di un centro del genere, i 300 posti letto potrebbero essere più che sufficienti. Ma allora gli altri vengono riconvertiti? Gli altri 2 vengono riconvertiti, devono fare tutto ciò che è dei hospital, tutto ciò che è dei surgery, le RSA che oggi non ci sono, cioè le residenze sanitarie assistite di cui c'è necessità, non ci sono, e quindi era un problema, tra l'altro, che veniva anche come collegamento tra strutture di ricovero e case di riposo. Quindi era, secondo me, l'idea vincente, quello che succede nei paesi civili. Ora dico, se questo la Regione non riesce a farlo, chiaramente deve imporsi al potere politico. Che collegamento c'era tra i due ospedali? Tra i due, il vantaggio enorme è che la ferrovia, quando eravamo andati con il dottor Zurlo ancora nel 92 per vedere la situazione, ma avevamo idee ma senza soldi, se l'ospedale fosse centralizzato, quello che dico io, per acuti a Villa del Conte, attaccato alla ferrovia, c'è anche uno spazio poi tra l'altro ben importante lì, e sono i due ospedali collegati, neanche a farlo posto, con i 2 ospedali attraverso la ferrovia, sono a distanza di 100 metri, 200 metri uno dall'altro dalle singole ferrovie. Dal punto di vista viario, però il collegamento non era ideale. Eccezionale. Non solo, ma questo riusciva a recuperare anche ciò che non riusciamo a fare in periferia. Ma non puoi mandare il malato in treno, hai capito? No. Oggi abbiamo, non è vero questo, cioè noi abbiamo oggi dei treni che sono assistiti in una certa maniera, signori, sono i treni della salute, sono treni che sono attrezzatissimi per cui possono essere spostati i pazienti in maniera molto razionale e molto efficace e efficiente. Tra l'altro questo consentiva certi risparmi. Scusami Attilio, volevo capire. Sì. Tu pensavi quindi che la linea ferroviaria tra Campo San Piero e Cittadella fosse dedicata a una littorina sanitaria? Ma guardate che adesso stanno facendo un'alta velocità, Sì, adesso è prevista. Il treno va a orario e il malato quando sta male subito. No. Adesso state attenti. Adesso quando partirà l'alta velocità avremo treni ogni quarto d'ora. Sì, vabbè, ma il problema non deve fermare il treno e mettere sulla barriera. Il problema è di avere dei trasporti rapidi, anche personalizzati. Oggi ci sono. Andate a vedere in giro per il mondo. Lei ha fatto il direttore sanitario so che è così. E mi sembra fuori di dubbio che la sua esperienza sia un'esperienza ampia. Io le chiedo, la sanità ha un trend. Io non so quando lei abbia smesso di fare il direttore sanitario. 8 anni fa. Ma il direttore sanitario un po' prima, perché comunque insomma, voglio dire, il trend degli ultimi 20 anni è il medesimo, significa più territorio, più strutture H12, meno ospedali per acuti e sempre più qualificati, meno degenza ospedaliera, c'è un robot che fa le ernie e con le dimissioni in giornata, quindi voglio dire, il futuro è questo. Allora io le chiedo, in base proprio alla sua esperienza, che per quello che mi riguarda è pura, nel senso che non è viziata da... Allora, io le chiedo, in un'area di 180-190 mila abitanti, esagerando 200 mila abitanti, che è sostanzialmente un quadrato, un rettangolo forse, sono scarso in geometria, per questo numero di abitanti messi in questo modo, con questa densità territoriale che sarà di 600-700 abitanti per chilometro quadrato circa, quanti ospedali per acuti servono? 1. Bene, allora, quello che dicevo io, siccome centrale. Io condivido questa sua opinione, se noi vogliamo pensare al futuro sanitario dell'Alta Padovana, noi abbiamo 2 possibilità: o abbattiamo l'ospedale di Cittadella e quello di Campo San Piero e ne facciamo uno di nuovo, oppure facciamo in modo che uno dei 2 si specializzi
in modo che possano restare entrambi. Siccome su questi due ospedali la Regione, tutti noi, abbiamo messo tanti soldi, tanto sapere e tanta professionalità, perché come diceva prima il dottor Alati, insomma, io l'ho scelto Campo San Piero per cose che riguardavano la mia famiglia, quindi voglio dire... Cose importanti. Sì, scelto perché avendo possibilità di distinguere, quindi voglio dire, non ho bisogno di essere convinto, io dico, io non vorrei perdere come padovano e come consigliere regionale del Veneto nessuno dei due ospedali. Allora dico, siccome il futuro, che sarà fra 3 anni, fra 5 anni, fra 6 anni, voglio dire, in un tempo che io non so definire, ma il futuro sarà quello che dice lei e io lo condivido, io non voglio perderne uno dei due. E allora la scelta da fare è quella di dire, uno dei due, e qui la politica sia a livello regionale che a livello locale deve, come dire, avere il coraggio di spendersi, uno dei due lo specializziamo, gli facciamo fare una cosa che permetta di essere un presidio di tipo territoriale e di sviluppare questa vocazione in modo che continui ad avere i servizi che ha, che continui ad avere anche l'occupazione che dà, che continui a essere un luogo di cura per le persone e anche di grandi risorse. Perfetto. Vogliamo dare qualche specificità a questo ospedale? Le faccio un esempio. Allora dico, la cardiologia di Campo San Piero, per quello le chiederò come mai il primariato non è stato ancora bandito, perché la cosa mi preoccupa notevolmente, sapendo che non è che bisogna chiederlo a me. No, non c'entra Benazzi, è in regione la domanda, sono certo, ma la regione non risponde, quindi è un problema regionale. Non è ancora autorizzato. Non è autorizzato perché? Sapendo che Campo San Piero, le parlo della cardiologia, a parte il fatto che le patologie cardiovascolari sono il 41% di 100, il 30% purtroppo sono neoplasie, il resto è il resto. Quindi questa è la centralità di un ospedale. Campo San Piero ha la fortuna di avere due personaggi, specie uno, quello che è il facente funzione adesso primario, che è, direi quasi il migliore aritmologo che si interessa quindi alle patologie dei disturbi del ritmo cardiaco della regione Veneto. Non solo, ma facendo questo tipo di attività ha un'attrazione mostruosa anche al di fuori del Veneto. Allora io dico, tornando al discorso suo, che possono esserci le due cardiologie e una si qualifica in modo particolare ci possono essere due ortopedie, ma devono essere tutte e due e una due neurologie che sono medicine di base, perché il medico attuale, internista, la neurologia non la sa più. E quindi il cittadino pretende questo. Dov'è il ragionamento? Se lei qualifica in maniera attuale i due ospedali per quello che sono già, dovrebbero essere, cioè con le specialità devono essere tutti e due uguali in questo momento, se no qualcuno fugge. Lei mi deve spiegare perché l'Ottorino di Vigonza e Vigolarza venivano a Campo San Piero perché c'era un Ottorino in gamba e adesso non ci vanno più perché chiaramente non vanno a Cittadella. Cioè, è viceversa. Cioè io facessi solo... io potrei dire che a Padova è arrivato Martini, che è molto bravo, che ha riunificato più servizi che c'erano, e io se abitassi a Vigonza, non so chi sia l'Ottorino di Campo San Piero o di Cittadella. Non c'è più a Campo San Piero. Però voglio dire, non avrei dubbi che abitando in provincia di Padova andrei da Martini. Sì, ma non è questo, perché se facciamo questo ragionamento, il ragionamento lo faccio qualsiasi cosa. Con massimo rispetto per Lunghi. Quello che è grave ma non è quello questo. che è avvenuto. Che è anche molto bravo Lunghi. Ma non c'entra questo. Scusate, quello che è grave è quello che è avvenuto e che sta avvenendo. Cioè che non c'è una programmazione per cui noi diciamo uno si specializza, l'altro continua ad operare nell'ospedale per acuti. Ma le schede le fate o non le fate? Allora? Quello che sta avvenendo è che scelta dopo scelta, passandola come scelta di gestione, si impoverisce uno e si rafforza l'altro. Questo è vero, questo è e quindi indubitabile. abbiamo superficie libera in uno che si sta sempre più ampliando, nell'altro che si sta rafforzando, ma non c'è una scelta condivisa, trasparente, condivisa con la cittadinanza, con i sindaci, la regione che ha programmato e che ha detto questo si fa perché abbiamo deciso di dare una direzione piuttosto che un'altra. Comunque entro 6 mesi facciamo andiamo nella direzione cui... che diceva Padrini, andiamo nella direzione che diceva invece il dottor Pantaleoni, quella di mantenere i due ospedali per acuti, perché nel giro di un po' di anni avremo una situazione, qualcuno deve chiudere. Le funzioni importanti di emergenza e di risposta alla cittadinanza che sono a Cittadella e a Campo San Piero. Scusa perché sennò siete niente.
mantenendo le stesse funzioni, magari con alcune caratteristiche diverse, con alcune ricchezze e bontà diverse sull'uno o sull'altro. Cioè è questo che abbiamo di fronte, però chi fa la scelta e come viene portata avanti? Perché quello che è grave è che di soppiatto passo dopo passo sta avvenendo quello che ho detto prima, ed è inaccettabile questo, perché non risponde neppure ai dettami della Regione, non risponde alla realtà e non risponde soprattutto alla necessità di dare risposte alla cittadinanza, perché i cittadini hanno bisogno di essere garantiti dal punto di vista delle risposte di salute. In questo momento non siamo garantiti. Allora, la riqualificazione ci deve essere di tutti e due. Fra altre cose noi facciamo un altro errore, quello di limitarci a considerare il territorio dell'ULSS 15 e sappiamo che a Cittadella, Bassano è a un tiro di schioppo, sappiamo che c'è Castelfranco vicino, cioè, quindi bisognerebbe prendere il complesso della struttura ospedaliera che abbiamo in quell'area e fare un ragionamento di sostanza. San Piero per un sacco di tempo ha supplito e ha fatto richiamo su Castelfranco quando Castelfranco era una cattedrale come si nel chiamava? deserto, adesso pian pianino. Vi ricordate il cardiochirurgo che è morto? Sì. Ti ricordi? Sì. Come si chiamava? Casarotto, Gallucci? No, Gallucci, Casarotto ancora io ho detto. Gallucci, siccome a Padova doveva ingrandire, doveva avere 4 sale operatorie, invece adesso ne ha 2 perché gli hanno fregate, è venuto a Campo San Piero, è venuto lì per vedere se le sale operatorie di Campo San Piero andavano bene, un tecnico incredibile anche di costruzione, è venuto a vedere e sarebbe venuto, dopodiché ha avuto un incidente stradale e è morto. Se fosse venuto, voi capite che era un boom eccezionale, voleva dire che le sale operatorie sarebbero state aggiornate per la cardiochirurgia sarebbe rimasta ma adesso lì. ci sono le nuove sale operatorie a Campo San Piero, bellissime. sono fra le più belle d'Europa, tra l'altro. Perché le dico questo? A parte che non sono ancora state non sono ancora utilizzate, non sono ancora, la cosa che è strana no, questo mi dà a pensare che non si voglia inaugurarle. Perché no, guardi che sono ferme da mesi, ma tanto tempo. Perché? Allora a Campo San Piero, se io chiedessi ai cardiochirurghi, perché l'ho già chiesto, sia al cardiochirurgo che al chirurgo vascolare, che conosco benissimo per vecchia amicizia, visto che a voi mancano sale operatorie, perché mancano, verreste lì di corsa. Certo, allora, vuol dire chiudere la cardiochirurgia a Padova? No, perché il cardiochirurgia a Padova non ce la fa, ha un turnover, non ce la fa. No, siamo su registri diversi. Interventi, allora spiego, perché aspettano tanto tempo interventi anche normali, quando potrebbero non aspettare? Cioè, io dico, il problema dell'intervento acuto o meno, per il cardiochirurgo è un problema, per il paziente, quando lei ha un problema, che sia grande o piccolo, il problema è suo e lo vede grande. Allora, se io posso fare in maniera che non ci siano tempi di attesa, che sono costi, per i familiari sono costi, dei visite, di controllo, di tenere in stand-by il paziente, sono costi enormi, emotivi e anche pratici. Allora dico, perché fare questo? Per dirle che, per carità, se fosse venuto allora... una cardiochirurgia copre un'area di 1,5 milioni di abitanti. Sì, ma non è questo, sto allora dicendo, voglio dire, perché non hanno 2 sale operatorie non a è Padova? Possibile avere una cardiochirurgia a Padova e una da un'altra parte in provincia di Padova. Ma già c'è quella follia in provincia di Venezia. Sì. Che, insomma, ma lasci stare, il problema non è questo il mio discorso. Non è la cardio, io penso però che una cooperazione, una vocazione anche dal punto di vista tecnico e gestionale era possibile. Che se Campo San Piero, io proporrò questo, di ospitare l'università. Campo San Pieresi, sentite, o noi abbiamo quello che avevamo prima e abbiamo su pari dignità con Cittadella le stesse cose, andando su alcune specialità che non avevamo né prima né dopo. Il Carraro Silvano, forse lei se lo ricorda, quando Carraro Silvano ha chiesto sì, certo. Quando ha chiesto a Donà, allora direttore di Cittadella, ha detto di unirsi, quindi ante litteram con un'intelligenza enorme, Donà gli ha risposto, prima dammi quello che hai tu e dopo. E dico, questo è stato un malpiede ed è quello che vorrebbe fare adesso la regione, se vuole fare questo. Non intanto quello che uno, no, ma intanto il direttore generale che c'è adesso, cioè lei dice, intanto tiro via, dico, ma come, se avevo certe cose, dalle anche di là. Io faccio un altro discorso, io non faccio il paragone fra Cittadella e Campo San Piero, io dico, ci sono 2 ospedali che sono stati strutturati bene, che sono in grado di dare grandi risposte, se noi vogliamo mantenerli entrambi, uno deve essere un ospedale generalista per acuto di provincia secondo la gerarchia che ci sarà, e l'altro dobbiamo specializzarlo. Quando dico specializzarlo intendo dire che dobbiamo farlo diventare o l'ospedale del bambino o la sede dello Iovo o l'ospedale per l'anziano, dobbiamo dargli una missione.
rispetto alla norma, perché dobbiamo vedere, per carità adesso qui la discussione si fa lunga, il problema è questo, vediamo le patologie reali che ci sono quelle che richiedono due realtà che hanno capacità uguali, se no perdono. Allora dico, perché guarda che gente... risposta me l'ha data lei prima, quando mi ha detto che per un'area di questo genere, con questa popolazione basta uno. Ma sì, ma questo perché abbiamo la possibilità, perché dico anche questo per noi, abbiamo la possibilità dei raccordi che sono semplici. Il problema è un altro. Torno a dire, l'ORL ha perso tutta l'area perché non c'è il primario che viene a lavorare lì. L'ha persa tutta. Sì. Come ha perso adesso la neurologia? Però lì sta andando via. Non possiamo ci sono anche dei problemi di gestione. Ragionare per pezzetti. Allora, se noi immaginiamo una sanità che migliora, certo, che non fa bottega per le aree geografiche l'una rispetto all'altra, noi dobbiamo immaginare che entro 5 anni... Voglio capire perché tocca a noi e non agli altri. Mi scusi, noi eravamo in Serie A, gli altri erano in Serie B, perché noi dovevamo dare in Serie B e loro in Serie A. Questo io non ho fatto questo ragionamento. Ma è così di fatto. Io ne faccio uno diverso. Quello che ho detto prima sull'emergenza, loro ce l'hanno, noi no. Non voglio perdere nessuno dei due ospedali, però so benissimo che in un tempo ragionevole uno ne resterà di ospedali. E io non voglio che sia così. Ma andrà a finire così se si fa questo tipo di politica che sta facendo adesso lei. Se questa politica la perde perché la gente non viene più, perché non ha la sicurezza. Allora un attimo chiediamo adesso ai due esponenti politici. La neurologia non c'è. È sbagliato il primario che c'è, si cambia il primario ma non si toglie il reparto. Noi guardiamo io voglio sentire i programmatori regionali. Ho capito che sta venendo alla luce una contrapposizione tra i due disegni. Sì. Uno ha al centro il paziente, l'altro al centro il governo centrale, che non risparmia così. Fa parlare un attimo. Stanno venendo fuori appunto due disegni sulla prospettiva dell'ULSS 15, quello appunto di avere un ospedale generalista e poi un ospedale con delle alte specializzazioni, ancora da individuare, da capire, però mi chiedo perché? E come andare a Padova? È così? Scusa. Mi chiedo chi decide quale dei due resta generalista e diventa specializzazione. Chi ha titolo? La regione e la commissione nella quale siamo entrambi? Allora, se siete voi però, allora non date il potere a un direttore generale di prendere e chiudere. Ma questo è un argomento chiuso. È chiuso, sì, però intanto però ha chiuso dei reparti, insomma. Guardi che ci ha messo, ma deve essere la buona politica, è quello che programma. Sì. Allora, andiamo a confrontarci su questo e decidiamo. Se c'è l'altro invece prospettiva, quello di mantenerli entrambi, differenziando con alcune caratteristiche diverse, un ospedale per acuti da una parte, un ospedale per acuti dall'altra, magari implementando geriatria da una parte e neonatologia dall'altra, perché Campo San Piero ci siamo dimenticati, ma il punto di riferimento ostetricia, ginecologia e rete di neonatologia, insomma è un punto, storicamente è sempre stato un punto di riferimento per tantissime famiglie. No? Allora confrontiamoci su questi modelli di sviluppo, ma non lasciamo a chi ti tira la giacca, a chi è più forte, se è più forte Cittadella politicamente, che ha il feeling con l'assessore alla sanità, e allora si rafforza Cittadella, e se invece diventa Campo San Piero si rafforza Campo San Piero. Non per interromperti, riprenderemo da te. Stop pubblicitario, un attimo. Riprendiamo, grazie per essere stati qui con noi, riprendiamo con Claudio Sinigaglia. No, stavo dicendo che si tratta di capire chi decide lo sviluppo della ULSS dell'Alta Padovana. Ed è fondamentale questo, perché altrimenti non può esserci l'allineamento tra assessore alla sanità regionale e il sindaco che decide chi dei due ospedali deve sopravvivere oppure no, oppure che sviluppo dare a un ospedale piuttosto che a un altro. Deve essere la buona politica, la programmazione, cioè ci deve essere una gestione. Se consideriamo il numero dei abitanti e il numero delle risposte che deve dare un ospedale per acuti, questo nel tempo può mantenere in piedi tutti e due, dipende se continua ad arrivare appunto il bisogno della gente. Allora qui ci confrontiamo, vediamo di analizzare bene quale dei due dà determinate risposte in quale specialità, quale dei due in altre specialità, se ci sono eccellenze da tutte e due le parti, cerchiamo di capire se irrimediabilmente dovremo specializzare uno
e fare generalista l'altro, oppure se non vale la pena di fare una scelta intermedia per tutti e due che faccia diventare ospedale per acuti sia uno che l'altro, con delle garanzie, con delle risposte sia nel livello di emergenza sia nel livello di specialità, con alcune caratteristiche diverse. Però facciamolo alla luce del sole, è questo che siamo chiamati a fare, altrimenti non andremo da nessuna parte, faremo morire uno piuttosto che l'altro, ma chi è che decide? E questo è il nucleo I partiti. Stasera sta venendo alla luce in maniera chiara la necessità di governare il processo, perché è questo che il territorio richiede. Allora, sia per i comuni vicino a Padova, sia per il resto dell'Alta Padovana, ci deve essere una guida, altrimenti un po' alla volta ci troveremo di fronte a uno stato di fatto per cui irrimediabilmente si andrà da una parte piuttosto che da un'altra. In questo momento si vede già da che parte si sta andando se lasciamo che le cose vadano così come vadano, no? Perché c'è un indebolimento chiaro di Campo San Piero e un rafforzamento per alcuni versanti da parte di Cittadella. Lo accettiamo, diamo per scontato che questo è lo sviluppo, oppure riqualifichiamo l'ospedale di Campo San Piero in modo tale che garantiamo delle risposte significative per tutta la popolazione del Campo San Pierese ed oltre. Però decidiamolo a livello regionale, a breve ci sarà il piano sociosanitario, il nuovo piano sociosanitario dal 96 che lo aspettiamo, non so se arriverà. Sicuramente ci saranno le schede da fare. Ecco, c'è chi dice che il piano dovrebbe precedere le schede perché è dalla programmazione che poi fa discendere le schede. Insomma, comunque facendo le schede risolviamo il problema. Potrebbe esserci anche una presentazione, se non ho capito male, del nuovo piano sociosanitario in giunta e contemporaneamente anche l'esame delle schede. E allora lì sarà un passaggio importante, di quelli decisivi, che definiranno le sorti dei due ospedali e allora lì si faranno i ragionamenti, mi auguro condivisi anche con il territorio, perché è vero che decide la regione, ma con la necessità anche di sentire il territorio. Quello è stato uno dei passaggi, mi dispiace appunto non ci sia il dottor Francesco Benazzi presente, ma l'avevi fatto come domanda, uno dei passaggi per il quale sotto forma di gestione si è fatta anche la programmazione, il fatto che Benazzi ha spiegato nell'arco di un paio di settimane ai sindaci del Campo San Pierese, ai sindaci dell'Orso 15, alcuni passaggi e praticamente i sindaci si sono trovati ad approvare qualcosa che aveva a che fare non con la loro competenza, ma con altre competenze, con quella regionale. Allora, è sbagliato procedere in questo modo, è una maniera furba che non lascia contenti nessuno, perché deve essere anche politicamente accettato, digerito, condiviso, programmato, perché appunto, tra altre cose, adesso a Padova sta parlando del nuovo ospedale di Padova, no? Certo. Se dovesse sorgere anche il nuovo polo ospedaliero di Padova, è chiaro che anche questo darebbe una risposta sicuramente a servizi che ci sono già e quindi non... Però anche questo dovrebbe essere uno dei disegni nel futuro che chiaramente riconfigura Pieve di Sacco, Padova, Cittadella, Campo San Piero, bisogna armonizzare il tutto, no? Ma allora lo facciamo questo governo, questa gestione compete a voi. Ecco, vorrei veramente fare le domande che avrei fatto a Francesco Benazzi. Allora, la domanda Benazzi, falla pure, ci ascolterà da casa nelle repliche. D'accordo. Prima cosa, si spiega perché solo nel Campo San Pierese Benazzi è dovuto andare a spiegare a tutti i sindaci e nel Cittadellese neanche da uno? Perché? Di là si sentono garantiti, di qua no. Perché questa è una cosa di cui la politica dovrebbe interessarsi. Solo a Campo San Pierese è dovuto andare. Perché hanno detto qua basta. Allora le dico le cose. In sequenza, allora, la cardiologia, dicevo, finché non si fa il primariato è una cosa pesante per noi, anche perché pesante per tutto il resto. Seconda cosa, le dicevo la patologia cardiovascolare quanto pesa, il nuovo reparto di cardiologia era stato già previsto. Io avevo fatto, quando ero direttore sanitario, la programmazione di tutta l'area dell'emergenza, che in maniera molto logica aveva sale operatorie, un piano, sotto la cardiologia con l'area intensiva, sotto la radiologia con laboratorio, sotto pronto soccorso e rianimazione. Mi pare che sia la logica più che possa essere. A fianco c'era l'area materno-infantile e
quindi anche compresa la parte che riguarda E la patologia l'elicottero neonatale. sopra. E l'elicottero sopra. Cosa hanno fatto sopra? Ha visto lei cosa hanno fatto sopra? Una sala per riunioni, mai utilizzata. È una cosa di una sconvenienza unica. Una sala tutta bella, mai vista utilizzata. E lì doveva andare l'elicottero perché, avendo a sud, come logico, ci sia il riparo dell'ospedale, quello grande, lì l'elicottero ci poteva stare. Hanno fatto una porcheria. Questo è il punto per dire perché non la fanno lì? L'ha fatta Benazzi. No, l'ha fatta l'altro. Sì, l'ha fatta ha fatto l'altro. l'altro Io ho avuto generale. tutti e due con Allora, cui sì. mi sono battuto. Allora, perché la cardiologia. C'è una cosa, perché la parliamo spesso già di cardiologia. Nel 99, fermo là, nel 99 era stata già progettata dall'architetto Striolo. Lì al secondo piano. È stato c'è già il progetto e il buon Gonella non l'ha voluta fare. Tra l'altro c'è un piccolo problema, che il 70% di risorse viene speso a Cittadella. No. Ho fatto una comparazione quasi un anno fa. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque quello che mi interessa degli a parte ultimi questo, 10 anni. È peggiorata la cosa da una va bene. volta fa. Comunque, allora le dico, parlo della cardiologia perché è una cosa grave, sì. oltre al primariato anche il posto, perché se io non ho il posto adeguato non riesco anche. Quindi le sale operatorie ci sono, ma non le vediamo. Poi io avevo trovato il modo di avere la donazione per avere l'emodinamica anche a Campo San Piero e le attrezzature per apparecchiature nuove, anche perché c'è un'iniziativa che sta partendo in Benazzi, quando fanno dice sì, una bella iniziativa, di valutare cardiologicamente i bambini alla 4ª settimana di vita e al 16° anno per fare prevenzione di tutta la popolazione ad altissimo livello, quindi la cosa come importanza. Partiamo, non è partito. Io ho chi fa sta donazione. L'emodinamica, secondo lei deve muoversi l'ammalato, va via l'ambulanza, un medico, un infermiere. Io so che l'emodinamica per essere di qualità Sì, deve fare un gli numero stessi, di interventi sì, ma sono gli tali stessi. per cui due Sono gli non stessi. ce ne stanno No, nell'alta padovana. le spiego, ma non è questo, non è lì il 2, è che venga, che se mi viene qui l'emodinamista di Cittadella che viene a farla qua, perché quando va il mio d'urgenza a rischio di trovare la sala operatoria occupata, quella demodinamica, se l'altro viene qua, la casistica è in mano a loro, come noi andavamo lì a fare le ritmologie, Beh, è sì. che dopo non ha voluto. Allora, un Quindi, attimo, diciamo, Pantaloni, Noi dobbiamo che- capirci di cosa certo. stiamo parlando. cioè, in scala di Perché economia. gli scenari sono due. Uno è la quotidianità, l'oggi, domani e fra un mese, rispetto alla quale ci sono delle critiche perché chi porta avanti queste critiche dice l'ospedale di Campo San Piero si sta impoverendo. Vero, falso, ne discutiamo. Lo scenario che pongo io e che mi sembra condivida anche il collega Sinigallia è un altro, cioè il futuro di quest'area. È un futuro che peraltro anche lei ha condiviso, Certo, è un come futuro che impostazione. vede un ospedale per acuti, Certo. non due. Allora, la questione che a me interessa affrontare, poi se c'è qualcosa da correggere nella gestione ne possiamo anche discutere, ma quello che interessa a me, programmatore regionale per il compito, è quello di dire io, non Leo Padrini, io, noi, che cosa prevediamo che sarà l'Alta Padovana fra 10 anni? La prevediamo con un ospedale per acuti, uno dei due, uno in mezzo, oppure se riteniamo che i due ospedali siano comunque un valore, uno lo lasciamo ospedale per acuti e un altro gli facciamo fare un mestiere nuovo, specializzato, che possa essere attrazione anche per un ambito ben superiore al cittadellese o al Campo San Pierese o alla provincia di Padova o alla regione Veneto. Allora, senta, Ecco, allora io sono per questa seconda strada, perché non vorrei perdere nessuno dei due, per il grande valore che hanno. La traumatologia stradale è una balla che venga a Campo San Piero, va a Padova perché ha bisogno di neurochirurgia. La traumatologia stradale che viene a noi è la piccola traumatologia, quindi uno non può fare questo. Parliamo di due cose diverse. No, ma sto dicendo, quando lei parla di specializzare i due, sono specializzati i due nell'ortopedia protesica, ad alto livello. Allora, io mi sono spiegato male e le chiedo scusa. Quando parlo di specializzarne uno dei due, intendo dire che uno dei due ospedali deve cambiare mestiere, nel senso che uno dei due ospedali può diventare come il CRO di Aviano, oppure può diventare un ospedale pediatrico,
oppure può diventare un'altra cosa. Questo intendo dire, quando... vede che io non sono capace di spiegarmi. No, ma qua è questo quando quello che io dico lo specializziamo. Significa fare un IRCS, significa fare una cosa di questo genere. Ecco, difatti io volevo dire, scusami, siamo fuori però Pantaleoni. Verità, Pantaleoni è un buon cardiologo, no? Per far questo ci vogliono anni e nel frattempo la gente se ne va. Tu sei un buon cardiologo e hai parlato sempre di cardiologia. La prima causa di morte alla pari sono cardiologia e oncologia. Certo. L'oncologia è ancora in sofferenza. Campo San Piero ha bisogno, ahimè, purtroppo, però anche di assistere questi malati in cui c'è una guarigione migliore da adesso in poi. Allora, non dimentichiamo che ci sono tante cose da vedere. Quella che dobbiamo sposare è un investimento che va al di là di una logica padovana. Potrebbe teoricamente diventare anche, ma l'idea è anche un collegamento con l'IRCS oncologico. Campo San Piero, Cittadella è la città murata, vabbè. Campo San Piero è la città dell'ospedale. È la città dell'ospedale. Perché nata attorno all'ospedale. Campo San Piero è identificato con l'ospedale. Diciamo questo, quindi storicamente c'è un legame tra l'ospedale e la cittadinanza che è sempre stato molto significativo. Per cui se giochiamo a carte scoperte abbiamo saputo stasera che c'è questo disegno, da una parte la specializzazione, dall'altra parte... Un disegno è un'ipotesi? Ipotesi. Però sai, l'ipotesi detta dal Presidente della Commissione è qualcosa di più di una semplice... Comincia a delinearsi. Esercizio di filosofia. Il futuro non è solo un esercizio di filosofia. Mi dispiacerebbe che il disegno fosse già interpretato da qualcuno solerte per andare in questa direzione, scegliendo lui quali dei due diventa ospedale per acuti e quale invece non diventa un ospedale di alta specializzazione. Il tempo che ci vuole per fare quello specializzato. Se noi vogliamo perseguire, Claudio, una strada come questa, noi abbiamo bisogno di alleati in regione, perché una cosa come questa la vorrebbero tutti. E nell'Alta Padovana noi abbiamo l'unica fragilità di tipo ospedaliero. Perché? Perché con l'ospedale unico della Bassa di fatto ci sono 250.000 abitanti e c'è un ospedale. L'entrata di Piove con Padova di fatto è un grande ossigeno per l'azienda ospedaliera. Questo è l'unico problema che abbiamo noi. Prima bisogna risolvere Verona, prima risolviamo tante altre cose, ma ci arriviamo al fatto che qualcuno ci dica avete 2 ospedali per 200.000 abitanti. Sì, però e allora non indebolirmi nessuno dei due. Assolutamente, va bene? assolutamente. Questo sono perché questo diventa un ricatto, e la scelta diventa poi nello stato di fatto. Allora, però se diventasse una grande specializzazione. Dopo andiamo a vedere anche qualche altro modello. Il modello per esempio Dolo-Milano funziona oppure no? Perché siamo più o meno sta nello stesso livello. Sta collassando. Basta un ospedale solo, dai. Però, sai perché sopravvive Dolo-Milano? Perché non funziona quello di Mestre? Per quello che sopravvive Dolo-Milano. Ragazzi, qualcuno è dato ma tu stai dicendo un ospedale solo pensando di costruirne uno nuovo. A Mestre che deve venire giù, ci sono risorse per costruire uno nuovo. Una cooperativa dalla Spagna per pulire i vetri l'ospedale di Mestre. È una cosa vergognosa. È la Livia Turco che ne parla bene dell'ospedale di Mestre. Signore. Anche Galà. Chi è che ha dato questo permesso qua? Dai. Anche Galà. Ma capite? Una compagnia che è l'unica in Europa che fa chiosa per i nostri telespettatori. Quando si inaugurò l'ospedale di Mestre c'eravamo tutti, credo, e tutti molto colpiti, no? Allora ci fu un rincorrersi fra Galan e la Livia Turco, allora ministro della salute, per complimentarsi col modello. Adesso sarebbe bello dopo qualche anno riportarli là e vedere. È bipartisan. E magari d'estate quando i vetri non raffreddano. Non puoi iniziare un processo senza sapere dove vai a finire, va bene? Allora, purtroppo a Campo San Piero sta iniziando invece un processo che porta a determinate conclusioni, che potrebbero essere quello che stai dicendo, insomma, no? Però non possiamo assolutamente accettarlo, ci rifiutiamo a questa logica. Noi vogliamo che Campo San Piero rimanga un ospedale per acuti significativo e importante per tutta la cittadinanza, senza contrapporlo a Campo San Piero, ragionando eventualmente su collaborazioni, sulla cittadella. Io sono d'accordo che nessuno dei due vada indebolito, ma se noi vogliamo fare il nostro mestiere per cui siamo stati eletti, dobbiamo pensare a uno scenario che va oltre la quotidianità. Sulla quotidianità difendiamo i servizi che devono erogare, ma pensiamo al futuro. Facciamo questa prima battaglia, difendere la quotidianità, in modo da non sbibilitare nulla, neppure neurologia.
perché un'unità operativa semplice in ogni caso ci dovrebbe essere a Campo San Piero. Ma anche questo, invece non c'è, è stato dato via tutto a Campo San Piero. Io dico neanche che bisogna cominciare a fare primarie unici. Guardate che il primo passaggio è questo, avere primari di grossa stazza, che adesso forse ne abbiamo sì e no, che siano unici. Allora sentite, siamo in chiusura, un giro rapido per le conclusioni per cortesia. Sinigallia. Ma, le conclusioni possono essere quelle che abbiamo appena mantenere detto. Mantenere nella quotidianità un ospedale per acuti eccellente a Campo San Piero e a Cittadella, in modo tale che non ci sia un indebolimento progressivo. Allora, le scelte che sono state fatte ultimamente da parte del direttore generale non vanno in questa direzione. Non vanno in questa direzione e quindi bisogna modificarle. Quindi gliele diciamo anche se assente. Per quanto mi riguarda, se non si recupereremo in sede di programmazione a lei, perché regionale. Sicuramente lei è quello che decide, a livello di Regione Veneto il concorso di cardiologia. Perché? Se non si fa questo, io credo che Verlato ha richieste in mezzo mondo di andarsene. Va bene. Dopo che sono andato via io, ne mancano 2 persone, è aumentata nettamente l'attività cardiologica perché aumentano gli anziani. Vabbè, manca il primario. Questa è la cosa più importante. Conclusioni del dottor Padrin. Da Veneto, da padovano e da partigiano, non di partito o di schieramento, io vorrei... Ex utente di Campo San Piero. Ex utente di Campo San Piero. Vabbè, io l'ha provato. non vorrei perdere nessuno dei 2 ospedali, per il valore che hanno, per quello che offrono, per il valore che hanno anche dal punto di vista economico per le comunità nei quali sono inseriti, e perché ritengo che Padova e il Veneto sia in grado di dare sanità di ottima qualità e si possa tornare a crescere anche per quanto riguarda le grandi scuole. Quindi d'accordo anche il dottor Padrin che quindi alcune decisioni prese nel recente passato non sono state regionalizzate, non sono vostre insomma. Diciamo che sicuramente non appartengono alla programmazione. La struttura ha risentito, non tanto e non solo Cittadella e Campo San Piero, ha risentito del cambio della guardia a livello regionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che chi oggi si trova a fare il direttore generale è stato nominato da un presidente diverso da quello che c'era prima. Questo, aggiunto a una crisi della sanità che riguarda tutti i paesi occidentali perché la domanda cresce più delle risorse disponibili, secondo me è stato un elemento di fragilità. Ecco, diffuso peraltro, perché quando iniziamo quella discussione che poi portò la lettera a tutti i direttori generali dicendo voi fate il vostro mestiere e non fatene altri, che già ne avete da fare, giusto, non riguardò, riguardò un'altra USL e riguardò un altro direttore generale, e in quella circostanza noi ci rendemmo conto, anche su segnalazione di colleghi come Claudio, che era necessario intervenire per dire non siate più lealisti del re. Ognuno ha il suo pezzo di responsabilità, voi fate bene il vostro. Bene, allora purtroppo il tempo è finito, io devo ringraziare il Presidente della Commissione Sanità Leonardo Padrin, il Vicepresidente Claudio Sinigaglia, il Dottor Pantaleoni, già primario cardiologo e Direttore Sanitario dell'Ospedale di Campo San Piero, per il dibattito. Non ringrazio il Dottor Benazzi perché non è venuto all'improvviso, mi spiace, ha mandato una giustificazione, ma la sua assenza è stata stigmatizzata ampiamente. Ringrazio i telespettatori per il loro ascolto, ricordatevi che siamo a disposizione sempre come programma di servizio per la vostra salute e il vostro benessere. Grazie, alla prossima.